e parla come la gente. Buonasera e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. In apertura il braccio di ferro tra Donald Trump e Teheran. Nuovi raid USA, blocco dei porti iraniani e tensione altissima nello stretto di Hormuz, con il rischio di pesanti ricadute su petrolio e bollette. In Italia, caos alla Camera sulla legge elettorale. Le preferenze vengono bocciate per un solo voto e Giorgia Meloni attacca la palude dei franchi tiratori. Il governo vara poi la stretta contro bande giovanili, maranza e violenza nella movida. Al Senato avanza il piano per il ritorno al nucleare, mentre Salvini lavora a un bando nazionale sulle concessioni balneari. Infine, autovelox sotto contestazione. Esposto sui test di 25 modelli e ricorso al TAR sul tutor. Questi i titoli principali. Tra poco tutti gli approfondimenti nel nostro giornale. Trump braccio di ferro con Teheran. Raid USA e blocco su Hormuz. Donald Trump alza la pressione sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco navale dei porti iraniani e colpito installazioni militari, postazioni missilistiche, droni e difese costiere. Teheran ha risposto contro obiettivi americani e paesi della regione. Washington vuole riportare il regime al negoziato senza consentirgli di usare Hormuz come ricatto. Ma il Brent oltre gli $85 e nuovi blocchi potrebbero rincarare benzina, trasporti e bollette anche in Italia. La deterrenza deve produrre un accordo, non una guerra senza fine. Legge elettorale, preferenze, caos in aula. Il centrodestra perde per un voto, ira Meloni. Un solo voto affonda le preferenze e ferisce la maggioranza. Alla Camera l'emendamento del governo è stato bocciato con 188 contrari e 187 favorevoli. Giorgia Meloni voleva superare oltre 30 anni di liste bloccate, ma nel voto segreto sono mancati i consensi del centrodestra. Il governo dovrà chiarire chi abbia cambiato posizione. Paradossale la festa delle opposizioni per una bocciatura che non restituisce agli elettori libertà di scelta. Meloni parla di palude. Nessun processo alla Lega. Aveva aderito alla proposta e il voto segreto non consente accuse individuali. Stretta sulle bande giovanili. Più controlli su Maranza e Movida. Il governo cambia passo contro bande giovanili e violenza urbana. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza. Il Comitato per l'Ordine Pubblico ha deciso più controlli nelle zone della Movida. Piantedosi, Valditara e Salvini coordineranno sicurezza, infrastrutture e prevenzione nelle scuole. Una banda che rapina, picchia o devasta è una minaccia per famiglie e quartieri. Le norme funzioneranno però solo con agenti preparati, organici adeguati e risorse reali. Nucleare. Cade ancora il tabù. Al Senato avanza il nuovo piano. La Commissione Ambiente del Senato ha adottato come testo base il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile, già approvato dalla Camera. Gli emendamenti potranno essere presentati fino al 20 luglio. Non è ancora il via libera alle centrali, ma è un passo concreto dopo anni di tabù. L'Italia deve valutare il nucleare moderno su sicurezza, costi, tempi e tecnologie. Non può chiedere energia stabile e industria competitiva affidandosi soltanto a fonti intermittenti e importazioni. Restano nodi seri, dalle scorie agli investimenti, da affrontare con realismo e neutralità tecnologica. Balneari, finalmente regole chiare. Salvini prepara il bando che sarà modello. Il governo prova a mettere ordine nelle concessioni balneari. Matteo Salvini ha partecipato al tavolo del Ministero delle Infrastrutture per preparare un bando tipo nazionale sulle concessioni marittime, lacuali e fluviali. Lo schema passerà alla conferenza unificata. L'obiettivo è fissare regole omogenee senza liquidare migliaia di imprese italiane fatte di famiglie, dipendenti e investimenti.
Salvini media tra obblighi europei, comuni e operatori. Mancano però il testo definitivo e i criteri su durata e compensazioni. Autovelox, Salvini li regola e si becca un esposto. Contestati i test su 25 modelli, sul tutor si pronuncerà il TAR. Autovelox ha depositato un esposto contro Matteo Salvini e 3 dirigenti dell'MIT, chiedendo di verificare le prove usate per considerare omologati 25 prototipi di Autovelox. Un esposto non ha certa responsabilità. Sarà la Procura di Roma a valutare se gli elementi abbiano rilievo penale. Parlare oggi di Salvini indagato o di decreto illegale sarebbe falso. Il Ministero deve chiarire chi abbia svolto i test e con quali procedure. Separato è il ricorso al TAR sul tutor, 2 fronti distinti da non confondere. Prima i documenti, poi i giudizi. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Maranza, stretta vera. Più poteri, ma servono mezzi. Il governo ha individuato un'emergenza reale. Le baby gang non sono propaganda, né soltanto disagio giovanile. Quando un gruppo rapina, aggredisce o devasta un quartiere, lo Stato deve difendere chi studia, lavora e vuole tornare a casa senza paura. Giorgio Laici, sul sussidiario.net, giudica il fermo preventivo dei minorenni una misura molto sensata e ragionevole. Il problema è capire chi dovrà applicarla e con quali strumenti. Il disegno di legge coinvolge anche la polizia locale. Nei piccoli comuni spesso c'è un solo agente. Altrove gli organici sono ridotti e mancano locali sicuri per trattenere una persona fermata. Un vigile solo, di notte, potrebbe trovarsi davanti a una rissa tra bande e dover gestire giovani violenti con enormi responsabilità operative e legali. Servono formazione, procedure chiare, strutture idonee e protezioni giuridiche. Limitare preventivamente la libertà di un minorenne non può essere lasciato all'improvvisazione. Laici avverte che, senza risorse, il fallimento è dietro l'angolo. La stretta è giusta, ma nuovi compiti richiedono mezzi e organici adeguati. Hormuz, la sfida cinese. Trump corregge la strategia. Donald Trump ha cambiato lo strumento, non l'obiettivo. Ha rinunciato al pedaggio del 20% sulle navi nello stretto di Hormuz e punta su accordi commerciali e investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. È una correzione pragmatica. La tassa avrebbe colpito anche gli alleati, spinto il petrolio verso l'alto e trasformato la pressione sull'Iran in un costo per famiglie e imprese occidentali. Come spiega Paolo Annoni sul sussidiario.net, Washington mantiene il blocco contro le navi dirette ai porti iraniani. L'obiettivo resta impedire a Teheran di usare Hormuz contro il commercio mondiale. Ogni rialzo del petrolio significa benzina, trasporti, bollette e inflazione più cari anche in Italia. Finora il mercato ha retto grazie alle riserve americane, ai minori acquisti cinesi e alla debole domanda asiatica. Pechino può usare le proprie scorte per calmierare i prezzi, oppure lasciarli salire e scaricare il problema politico su Trump. Le riserve cinesi sono enormi, ma non infinite. La battaglia di Hormuz si combatte quindi anche nei depositi cinesi e nei distributori europei. Con questa riflessione si chiude l'edizione del TG di Radio Libertà, realizzato con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Libertà. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.